Sembrava essere finito nel dimenticatoio, con buona pace di quei governatori che si avviano a chiudere il secondo mandato e, stando alle attuali norme, non potranno più ricandidarsi, anche se godono della fiducia e del consenso dei cittadini che li hanno votati. La questione non è solo sulle persone, ma anche sui partiti. I mutamenti dei rapporti di forza all'interno delle coalizioni impongono a sedersi al tavolo delle trattative per trovare una quadra. In Friuli Venezia Giulia la trattativa è ripartita. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin a che punto è. Ma c'è una discussione in corso all'interno della maggioranza, ne stiamo parlando da diverso tempo. In questo momento c'è un confronto aperto per la revisione della legge elettorale, delle regole elettorali. Ci sono alcuni punti su cui c'è sinergia, altri su cui naturalmente c'è da confrontarsi, però tendenzialmente il clima è molto sereno, per cui vediamo se riusciremo anche attraverso poi il confronto e il coinvolgimento dell'opposizione a trovare una riforma che piaccia un po' a tutti o quantomeno a molti, insomma l'obiettivo è quello. E c'è anche una sinergia ritrovata con il comune di Udine. In questi giorni sono incontrati il Presidente Federica con il Sindaco per avviare una serie di discussioni sul futuro della città, Borgo Stazione e tanto altro. Ma Udine è una città fondamentale per il Friuli, per la provincia e per la nostra regione ed è chiaro che comunque noi non abbiamo mai inteso in qualche modo avere un rapporto critico, un rapporto comunque di contrasto rispetto alla città di Udine. Quello che il Presidente ovviamente ha sempre chiesto è che ci sia un confronto sulle cose da fare, perché se la Regione deve investire importanti risorse, decine di milioni di euro, è chiaro che lo vuole fare attraverso un percorso condiviso.